Io penso che con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. Il virus inizia a frenare anche nel Veneto. Parte da qui la riflessione che parla di trend buono e così il presidente Zaia cita a titolo esemplificativo la data dell'11 giugno fissata per l'avvio degli europei. Ora è tempo di parlare di come pianificare la convivenza con il virus. Per liberi tutti allora. C'entrano 20.000 persone all'Olimpico. Immagino che l'11 giugno sia la parte finale della liberazione. Abbiamo 60 giorni, 60 giorni più o meno, no? Più vaccinati uguale più garanzie per le riaperture è l'equazione che sottenderà tutti i ragionamenti del governo. Il Veneto è capofila per la stesura delle linee guida che le regioni proporranno a Roma e che presenteranno entro la fine della settimana. Intanto la nostra regione punta a chiudere in settimana la vaccinazione degli over 80, mentre per gli over 70 dalla prossima settimana ci sarà la possibilità della doppia prenotazione anche per l'accompagnatore. La regione ha bisogno di sapere con certezza però quanti si presenteranno perché la disponibilità di vaccini è scarsa. Questa è la posizione sul vaccino Johnson & Johnson. Io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire, Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese. Vogliamo dare una certezza ai veneti.